Amici e appassionati di calcio a 5, ci ritroviamo, nuovo anno e nuove speranze per il calcio Padova. Dopo un girone di andata davvero terribile, molto sofferto, con partite perse in successione, il Padova arriva da 2 vittorie in trasferta, una contro il Murazze per 8-2 e la più recente, quella della settimana scorsa, con la vittoria in casa della capolista Hellas Verona per 3-2. È partita la sfida fra Padova calcio a 5 e Schio calcio a 5. Padova, che viene da 2 vittorie in trasferta, deve proseguire, non c'è 2 senza 3. Attenzione intanto a questo tentativo, parte subito un contropiede con Cabral, autore della doppietta Verona. Cabral, il suo tiro e la parata del portiere Keric su Ciames, che adesso prova a infilarsi in mezzo alle maglie avversarie. Bravissimo Ciames, una grandissima occasione di Eddy, che si è liberato alla grande di un paio di avversari, poi ha sparato in porta, il pallone è finito alto di pochissimo, poi Rasula recupera bene, adesso può andare il Padova, il pallone filtrante per Ciames che cerca di metterla in mezzo alle gambe al portiere, e terza grande opportunità per il Padova. Cabianca, il tocco per Rasula, e all'indietro per Bersalim, e ancora Rasula, il gol! Rasula, 11° minuto di gioco, il Padova è in vantaggio, doppia ribattuta e poi Rasula, ben appestato, mette dentro 1-0 per il Padova, recuperato da Varotto. Adesso si può andare in contropiede con Cabral, doppia finta, converge al centro, Cabral potrebbe andare al tiro, gol! Cabral, un grandissimo gol di Daniel Cabral al 14° minuto di gioco. Cabral arrotonda per il Padova. Ora molto tempo, quindi da qui alla fine del match il Padova deve proseguire sulla via. Attenzione, perché lo dicevamo, e infatti arriva il gol dello Schio ottenuto da Baccino. E adesso la partita si riapre, davvero non ci voleva questo gol di Baccino, che riapre completamente la partita. Poi c'è lì Simonetti si gira bene e c'è un fallo ed è calcio di rigore. Questo è calcio di rigore sicuro. Interviene il secondo arbitro, deciso Rasia. Calcio di rigore per il Padova, fallo su Simonetti. Parte Meggiorin, la botta, il gol! Meggiorin all'8° minuto del secondo tempo ristabilisce le distanze, 3-1 per il Padova. Importantissimo questo gol, grande merito va dato a Simonetti. Savignago ancora a non lasciare spazio per il tiro, e poi Celin, e poi c'è il gol di De Chiara. Subito risposta dello Schio con De Chiara che accorcia nuovamente le distanze, e quindi partita riaperta completamente. Cabral che prova ad andare in velocità, Cabral, il tiro di sinistro, pallone che non va lontano dal palo. Attenzione a non perdere palla, attenzione, bravissimo Feverati, supereroe. In occasione può essere quella buona, attenzione a Zornetta che riesce a mantenere il possesso di palla, e poi un gran tiro di Zornetta con un altro intervento spettacolare di Keric. 5 secondi soltanto, 5 secondi, disperazione per lo Schio, Padova che deve tenere duro. E poi pallone all'indietro per Baccino, Feverati, e prova il gol, Feverati, pallone fuori, ma vince ancora il Padova. La sentirete l'esultanza qui a bordo campo sugli spalti della Palla Gozzano. Una grande impresa ancora una volta per il Padova, che ottiene 3 vittorie su 3 nelle ultime 3 partite. Davvero un grande Padova, un Padova diverso, un Padova rinato, un Padova rigenerato da Gaston Simeonato. Padova batte Schio
3-2, grande impresa ancora una volta dei biancoscudati che si tirano davvero su in classifica.